Buongiorno e benvenuti su shritalia.com, il canale di informazione che continua a tenervi aggiornati su tutte le novità, gli approfondimenti che riguardano il mondo del lavoro. E in questo periodo di pandemia, che purtroppo non è ancora terminata, tante continuano ad essere appunto le novità, le notizie che riguardano il mondo del lavoro. Partiamo però da una notazione che riguarda la colorazione delle regioni. Avete sentito sicuramente la forte polemica che ha riguardato l'inserimento della Lombardia nella zona rossa. Dopo una settimana è stata firmata l'ordinanza del Ministro della Salute Speranza, che invece ha riportato la regione in zona arancione, e quindi sembrano essere terminate le polemiche. Veneto ed Emilia Romagna, che invece si aspettavano un upgrade, restano ancora per questa settimana in zona arancione. Continua nel frattempo la polemica anche sulla campagna vaccinale. Il governo che minaccia azioni legali contro le aziende distributrici, che hanno dichiarato di fatto di non poter far fronte alle forniture ipotizzate della stipula dei contratti appunto di fornitura dei vaccini. Sulla base dei nuovi numeri pare che l'immunità di gregge dovrebbe essere raggiunta solo nel secondo semestre del 2020, ma verso la fine dell'anno, anziché quindi l'estate che era il periodo inizialmente ipotizzato. Altra novità di carattere generale: la riapertura delle aule per le scuole superiori, rientro in classe per 4 regioni e quindi studenti delle superiori in classe in Liguria, Umbria, Marche e Lombardia. In Campania invece riprendono solamente le scuole medie. 9 le regioni in cui gli studenti avevano già ripreso le lezioni in presenza: Piemonte, Lazio, Molise, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Toscana, Abruzzo e Val d'Aosta. Nelle altre regioni, incluse il Veneto, invece resta la DAD fino al 31 gennaio, salvo ovviamente ulteriori proroghe. Veniamo invece al tema caldo del lavoro, scontro sui licenziamenti e sulla CIG per le settimane dopo marzo. Sapete che al momento il divieto di licenziamento indiscriminato riguarda tutte le aziende per il periodo sino al 31 marzo 2021, salve ipotesi di cessazione dell'attività o eventualmente di cambi appalto con riassunzioni dei lavoratori. E oggi si sta discutendo di cosa? Di due soluzioni possibili alternative. La prima, che ovviamente soluzioni che dovranno poi essere tradotte nel decreto ristori 5. C'è chi preme per uno stop ai licenziamenti ancora generalizzato fino al 30 giugno 2021 e chi vorrebbe invece distinguere a seconda che le aziende utilizzino o meno la cassa integrazione che nel frattempo verrà messa a disposizione. Quanto alla cassa Covid, anche qui doppia ipotesi allo studio. Ipotesi 1, ve ne abbiamo dato conto settimana scorsa: prorogare la cassa fino a 26 settimane per FIS e CIGS, mentre la CIGO verrebbe prorogata solo, tra virgolette, di 4-6 settimane. Ipotesi 2 invece: continuare a prevedere un numero identico di settimane di ammortizzatori, e cioè 26, ma con contribuzione a carico dell'azienda in base alle perdite e ai cali di fatturato. Vedremo quale sarà l'opzione prescelta dal governo. Vi do poi un importante aggiornamento su un'altra attività formativa che ha messo in campo Gianluca Spolverato. Partono infatti le Master Series. Che cosa sono? Sono una serie come una serie televisiva che hanno a che fare con il lavoro. I temi sono tutti i cosiddetti temi must have, cioè quei temi che è necessario conoscere per poter correttamente agire nel mondo del lavoro. Il primo talk è dedicato al tema della negoziazione, con attenzione in particolare alle questioni ovviamente che riguardano il lavoro. Imparare a negoziare è però un elemento che ci è utile ovviamente non solo al lavoro, ma a tutti gli ambiti della vita personale e professionale. In questa prima serie Gianluca Spolverato in particolare farà il punto della sua esperienza in tema di negoziazione che ha raggiunto in questi 20 anni di attività lavorativa. La serie è in 5 puntate sulla negoziazione on demand, è visibile sul sito shritalia.com con 3 appuntamenti live in diretta dal nostro rinnovato auditorium: 5 febbraio dalle 14:30 alle 16:30, 26 marzo e venerdì 28 maggio sempre alla stessa ora.
Vaccini, tamponi e test, quali obblighi per il datore di lavoro e il lavoratore. Il tema è caldo, al di là appunto delle criticità connesse alla fornitura della vaccinazione, sicuramente, e ne parleremo domani con me e con la collega Carla Ghitti, avete visto di tutto pubblicato sui giornali e le soluzioni le più disparate. E domani quindi proveremo a dare delle risposte ad alcuni di questi quesiti che ovviamente sorgono leggendo questi pareri assolutamente discordanti. Quali obblighi ha il datore di lavoro in materia di sicurezza? Ma possono davvero essere obbligati i lavoratori a fare il vaccino se vogliono lavorare? E anche per il test e i tamponi? E quando potrebbe invece scattare l'obbligo per il datore di lavoro di far lavorare solo i dipendenti vaccinati? Che tutele ci sono per i lavoratori? E potrebbero i dipendenti rifiutarsi di vaccinare e se sì, a che titolo? Perché hanno delle convinzioni particolari, ovviamente facciamo riferimento ai Novax, oppure è necessario dimostrare un'intolleranza medica o comunque dei problemi, ragioni diverse. E soprattutto cercheremo di capire quali conseguenze appunto ci possono essere. Un anticipo quindi di quello che vedremo domani. Innanzitutto la questione si porrà non prima di 6-12 mesi, l'abbiamo capito, anche perché il piano vaccinale purtroppo andrà a rilento. Per il momento il dibattito riguarda quindi alcune categorie di lavoratori che sono le prime che devono essere vaccinate e segnatamente quindi coloro che lavorano in ambito ospedaliero o nelle RSA o quindi lavoratori diciamo di categorie che afferiscono ad attività particolarmente a rischio. E appunto in questa fase bisogna chiedersi a nostro avviso se sia possibile obbligare al vaccino, ma questa categoria particolare di soggetti bisognerebbe dimostrare che è l'unico presidio che effettivamente garantisce la tutela della salute del lavoratore. Quindi bisognerà andare a vedere sulla base della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica, se effettivamente questo è l'unico strumento che consente di raggiungere appunto un pieno adempimento degli obblighi della sicurezza gravanti sul datore di lavoro. Diversi sono i diritti che vengono in rilievo, ovviamente il diritto alla salute, che badate bene non è il diritto solo alla salute individuale del lavoratore, ma anche dei terzi, perché è chiaro che non vaccinarsi significa, ipotizzando la categoria ad esempio degli infermieri o dei medici, mettere a rischio coloro che sono già fragili di per sé perché si trovano in un ambiente ospedaliero e che possono quindi magari contrarre la malattia per effetto del contatto con una persona che ha deciso di non vaccinarsi e che magari è asintomatica ma positiva. Oltre a questo, quindi oltre al diritto alla salute proprio di terzi, vi è anche il diritto alla riservatezza, alla dignità personale, il diritto a non essere destinatario di un trattamento discriminatorio sfavorevole sulla base delle proprie convinzioni personali. E poi c'è il tema invece dell'idoneità al lavoro, cioè solo a nostro avviso se vi è un rischio qualificato in cui c'è il rischio da agente biologico si può eventualmente con il contributo del medico competente valutare come inidoneo temporaneamente il lavoratore. Ma quindi chi potrà rifiutarsi di farsi vaccinare? La vaccinazione non potrebbe essere imposta al lavoratore che affermi l'esigenza ovviamente di ragioni mediche ostative. Diverso è il caso invece del lavoratore che decida di non vaccinarsi perché ha delle convinzioni personali differenti. In questo senso soccorre sicuramente l'orientamento della Corte di Giustizia che in più occasioni ha ribadito che la libertà religiosa deve cedere il passo rispetto al diritto alla salute. Quali comunque conseguenze? Il licenziamento, la sospensione? A nostro avviso sicuramente non il licenziamento, non è un'ipotesi percorribile, l'unica strada in astratto percorribile è quella dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma è chiaro che non è una strada che sicuramente va seguita. Si potrebbe invece sospendere il dipendente dal lavoro e invece è controverso il diritto, diciamo, alla sospensione della retribuzione, ma di tutto questo parleremo domani. Mercoledì invece un webinar dedicato ai disabili e alle categorie protette. A fine gennaio, come ogni anno, le aziende devono inviare le informative sulla situazione dei disabili in azienda. Anche quest'anno, in un contesto emergenziale come quello che stiamo vivendo, le aziende sono comunque in difficoltà perché l'obbligo non è venuto meno.
Ci sono regole particolari che riguardano i periodi di CIG per Covid che appunto equiparano questi periodi a un evento che consente di sospendere gli obblighi in materia, ma è chiaro che se l'azienda non ha fruito di questi strumenti l'obbligo non può dirsi sospeso. Domani quindi faremo il punto insieme a Sergio Turchetto su questo aspetto specifico, ma anche su tutte le novità per il 2021 che riguardano disabili e categorie protette, e andremo a vedere in particolare il programma con le province, quindi cosa fare, come scriverlo e come muoversi per adottare un programma efficace. Domani quindi vi ricordo l'appuntamento con vaccini, tamponi, test. Mercoledì vi ho detto Sergio Turchetto, disabili e categorie protette, le novità del 2021. E infine giovedì vi ricordo l'appuntamento con Gianluca Spolverato sul programma React 2021. Andremo a vedere quali sono i primi risultati che sono stati acquisiti dall'indagine che ha coinvolto diverse aziende. Io per oggi ho terminato, vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento di nuovo domani. Arrivederci.